figlio. Poi c'è tutto il tema del caregiver familiare, che è un tema che ha delle normative nazionali, poi le varie regioni, io se prendo ad esempio la regione Emilia-Romagna, già del 2014 ha fatto una legge sui caregiver familiari che segue e dà valenza a questi caregiver familiari. Anche nella nostra regione sono addirittura 4 consiglieri regionali che hanno depositato la legge sui caregiver regionali, tra i quali anche la nostra minoranza. Ecco, anche questo è un tema fondamentale. Chi di noi non è stato caregiver o lo è o conosce qualcuno che è caregiver familiare? Io personalmente 2 anni fa con mia moglie, mia suocera, la mamma di mia moglie, è caduta 2 volte di seguito e noi per un anno abbiamo dovuto gestire la sua non autosufficienza a casa come caregiver familiari. Per cui abbiamo ben testato, ho capito bene qual è la difficoltà di tantissime famiglie che si ritrovano ad avere non più i bimbi a portare al nido, no, avere dei servizi per la prima infanzia, ma si ritrovano nella stessa condizione con i propri genitori, con i propri parenti anziani, cioè doverli gestire attraverso impegni lavorativi, impegni familiari, attraverso impegni dei figli e nello stesso tempo doverli gestire. Ecco, su questo dobbiamo fare veramente una riflessione, ma degli studi molto approfonditi. Ecco. Concludo dicendo che su questo tema veramente ce l'ho molto a cuore, il tema dell'invecchiamento, anche un po' per deformazione professionale, perché a parte che siamo stati caregiver familiari, ma io è da 27 anni che ho a che fare con i caregiver familiari, perché tutti i pazienti che noi trattiamo come esterni nei reparti sono accompagnati dai loro caregiver familiari, per cui capisco bene i disagi che questo ha. Allora, nell'ultimo bilancio, diciamo della manovra di bilancio di dicembre 2024, sono riuscito a far approvare un emendamento per uno studio di 70.000 euro per capire lo stato dell'arte della nostra regione per quanto riguarda le realtà di co-housing per anziani, perché questo mancava nella nostra regione, ma dobbiamo capire cosa c'è, cosa già offre la nostra regione, perché queste cose devono essere dei modelli per farci capire come reinvestire e puntare sui modelli più virtuosi. Per cui questo. E sempre questi 70.000 euro servono per fare una mappatura di tutte le realtà, edifici delle ULSS e delle case di riposo, delle IPAB, che potrebbero essere adibite a co-housing per anziani. E anche questa è una cosa molto importante, perché se io capisco che nella nostra regione ci sono 100 edifici che magari non sono utilizzati ma che possono essere adibiti, allora io so bene come organizzarmi, perché so dove investire e dove c'è più bisogno. Ecco, per cui questo è un punto fondamentale. Concludo parlando delle case delle comunità, perché anche questa è una cosa molto importante da capire. Nel Veneto, se non sbaglio, sono 99, insomma, e una sessantina sono già addirittura d'arrivo. Però anche questo, no, meno forse. Molto meno. Beh, forse una quarantina, sbaglio. Comunque, ecco, questo è un dato molto preoccupante, perché devono essere finite entro il prossimo anno. Cioè, questo è un grosso problema. Ma il problema è che, l'ha detto molto chiaramente anche lui, noi abbiamo delle strutture nuove e abbiamo anche un sistema di strumenti, no, ma che di fatto non sono sostenuti dal personale. Cioè, queste case della comunità, vi faccio l'esempio di Bassano, che è stato fatto questa casa di comunità che poi alla fine è costata 13 milioni di euro, no? E però vi assicuro non sono ancora arrivati al tetto, perché me la vedo dura per maggio dell'anno prossimo, chiuderla, fare gli impianti, ammobiliarla, mettere i serramenti, mettere le porte, me la vedo molto dura. Ma in questo caso, e su questo io mi occuperò nei prossimi mesi, nel prossimo mese, finché potrò fare interrogazioni e potrò avere dati a disposizione, mi domando come faranno a trasferire tutto il servizio, il distretto di Monsignor Negrin nella nuova casa di comunità, quando gli spazi sono chiaramente ridotti rispetto a quelli che c'erano prima e dovranno farci stare lo stesso personale, ok, che in via Monsignor Negrin ha un'organizzazione che è molto attenta alla privacy, ok, a dei posti differenti, a parte lo spazio verde, che lo conoscete tutti, che è, diciamo, il valore aggiunto da un punto di vista proprio sanitario, emotivo, psicologico, no? Perché è dentro un parco, è veramente dentro un parco quasi di alberi monumentali. Ecco, pensate a portare tutte le attività su una palazzina di 4-5 piani, di fianco all'ospedale, che ha 11 piani, dove non c'è più nulla intorno. Ecco, su questo veramente dobbiamo fare una considerazione, a parte poi il consumo di suolo, perché tutte le case delle comunità non è che abbiano ristrutturato o siano state costruite su edifici da demolire e da rifare, ma sono state fatte ex novo su suolo, per cui questo da verde, diciamo, dobbiamo sottolinearla questa cosa qua. Ma ripeto, ma dove andiamo a finire? Andiamo in meglio o in peggio? Perché abbiamo una struttura nuova, che però dovremo pagare, e però abbandoniamo una struttura che era
il top del top, logicamente da ristrutturare, sicuramente, ma che poi non si sa che fine farà. Per cui anche su questo sapete che da tanti mesi che io mi sto occupando per cercare di capire quale sarà quel destino, ma nello stesso tempo tutelare e difendere quell'area per un progetto che molti di voi lo conoscono, insomma, che deve essere rivolto soprattutto proprio alla gestione degli anziani.